Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Si chiude al Braglia di Modena la quinta giornata della Serie B-Win. Il posticipo è Sassuolo-Vicenza, che incrociano parabole di rendimento opposte. Neroverdi, reduci da 2 sconfitte consecutive e chiamati a ritrovare una vittoria che manca dal 4-0 di Livorno. 6 punti invece nelle ultime 2 uscite per i veneti, che con un successo aggancerebbero il Novara al secondo posto. Dirige Velotto di Grosseto. Ed è il Sassuolo la prima occasione da rete al 7° minuto. Bruno si intende a meraviglia con Catellani, lo mette a tu per tu con Frison, che però si esalta e congela lo 0-0. È un inizio di partita fortissime tinte nero-verdi. Frison sbaglia completamente l'uscita sul traversone di Consolini, segue però l'errore altrettanto clamoroso di Catellani, che con un colpo di testa non riesce a spedire il pallone nella porta vuota. Solo Sassuolo nella prima mezz'ora e al minuto 31 Riccio vede il movimento di Bruno, stop e girata, ancora una volta Frison tra i pali, è determinante. Poi il Sassuolo reclama un calcio di rigore per contatto con il braccio sul pallone di Martinelli sul dribbling di Catellani. Catellani poi sfrutta un recupero di Riccio, mette dentro per Bruno che sbaglia la più facile delle palle gol. Porta spalancata e scheggia il palo da 5 metri a Frison battuto. Prima del riposo la prima chance del Vicenza, l'asse è sempre Gavazzi Bruscato, splendido però il portiere del Sassuolo. Nella ripresa il Vicenza prova ad alzare il baricentro, ma ancora il Sassuolo a colpire. Frison esce malissimo, Bruno lavora per Riccio, stop e tiro, esterno rete. Frison un gigante tra i pali, ma nelle uscite deve ancora lavorare parecchio. Poi al minuto 55 sembra una scarpata di Bruno in faccia a Zanchi, e invece Zanchi in precedenza trattiene l'attaccante del Sassuolo, rigore. Ed è lo stesso Bruno che va dal dischetto e realizza il primo gol della partita, il primo gol in questo campionato di Serie B personale, l'84esimo nella serie cadetta. Insiste il Sassuolo, che sente l'avversario in difficoltà e passa ancora con una fucilata magnifica di De Falco dai 25 metri, sassata imprendibile, traversa interna per l'ex Ancona. Sassuolo 2, Vicenza 0. Sembra partita chiusa, ma impiega 60 secondi il Vicenza a riaprirla. Colpo di testa di Martinelli e 2-1. Il Vicenza inserisce anche Alemao per Abruscato, mossa che nel recente passato ha sempre pagato. Alemao va a bersi Consolini, puntata con il sinistro, è in ritardo Baclé. Palla larga, chance però anche per il Sassuolo. Quadrini appena entrato in campo smanaccia Frison e poi Masucci di testa mette alto. Poco male però, perché il Sassuolo gestirà il vantaggio nel finale. 2-1 Sassuolo sul Vicenza, aggancio a quota 7.